L'associazione Il Melograno di Santa Margherita Ligure sta per inaugurare un importante tassello della sua attività. Entro un mese saranno pronti 3 mini alloggi realizzati in un appartamento donato alla Caritas diocesana e concesso al sodalizio in comodato d'uso. Qui troveranno sistemazione persone o nuclei familiari in difficoltà abitativa per un periodo di tempo utile a trovare una casa. La ristrutturazione dell'appartamento, che ha permesso di ricavare 3 stanze, ciascuna dotata di bagno, è stata possibile grazie all'intervento del Melograno, della Fondazione Il Mondo, di privati generosi, del Comune di Santa Margherita Ligure e della Diocesi di Chiavari. L'associazione Il Melograno incrementa così la sua attività. Nata nel 2002, è diventata operativa nel 2006 con i primi alloggi allestiti nei locali dell'Istituto Colombo. In questi 10 anni ha dato ospitalità a persone provenienti da tutto il Tigullio, da Genova e dal Golfo Paradiso, chiedendo solo le spese vive per il mantenimento dell'alloggio, ovvero il pagamento dei consumi. Facciamo un contratto, un vero e proprio contratto, registrato regolarmente all'Agenzia delle Entrate, quindi facciamo le cose proprio in regola e diamo l'alloggio in uso gratuito massimo per un anno. In quest'anno le persone devono trovare una sistemazione abitativa diversa. C'è da dire che sono in genere al 90% sempre supportati o aiutati dai servizi sociali dei comuni che li seguono e che li aiutano poi piano piano a trovare una situazione abitativa, non so, presso le strutture comunali o l'arte. Poi è nata una seconda attività, ovvero quella dell'affitto garantito. Il Melograno si pone come mediatore fra proprietario e inquilino, garantendo il pagamento dell'affitto a canone equo, ovvero non di lucro. Ad oggi sono operativi 3 alloggi fra Rapallo e Santa Margherita. Inoltre l'associazione è subentrata in comodato nei locali del Centro di Aiuto alla Vita di Santa Margherita Ligure, in via Costa, ospitando in 3 mini alloggi mamme con bambini in difficoltà. E poi c'è tutta una serie di persone che ormai fa veramente fatica a vivere, non riesce nemmeno a procurarsi un lavoro adeguato. Figuriamoci un lavoro adeguato magari per mantenersi un affitto di 700 euro al mese.